Pronti? 1, 2, 3. È subito buono il segnale con tentativo di assumere il comando da parte di Velox Mail. L'errore invece di Asia LL, si presenta subito però Really DL, velocissimo tra i nastri, Numero va a 1 chiedere Asia LL e a ottenere squalificato. strada in 150 metri. Really DL dunque nuovo leader, 15.5.200 che valgono meno per Really DL, seconda posizione per Velox Mail, poi Antonio Boccino che precede Ressole Matto, quindi Sheridan Treb ancora all'URGSO, mentre avanza all'esterno il penalizzato Universo Jet che cerca di riportarsi sullo start, anche se Really DL sta andando via a discreta andatura, completa in 47,5 comunque i primi 600 di gara, ora una frazione in 16. Really DL dunque con gran avvio dalla seconda fila dello start, ha conquistato il comando in 150 metri e ora guida con un mezzo miglio in 1.2.7, seconda posizione per Velox Mail davanti ad Antonio Boccino. All'esterno cerca di progredire gradualmente Universo Jet. Universo raggiunge ora Antonio Boccino in terza posizione, chilometro iniziale in 1.18.1 per la testa, quando Universo Jet cerca di riportarsi ora a ridosso dei primi due. Intanto cerca di cambiare marcia nuovamente Really DL con un parziale in 15 davanti alle tribune. Ultimo giro di gara con in testa Really DL, Velox Mail in scia, poi Antonio Boccino, all'esterno Universo Jet che non riesce però a essere minaccioso. E Really DL si mantiene in vantaggio a 600 dalla conclusione. Universo Jet ora va all'esterno di Velox Mail, cerca di ingambarsi l'allievo di Matteo Zaccherini, davanti c'è sempre Really DL che ha sparato un 14,7 e ora un altro 14,2 per affrontare l'ultima curva in vantaggio, una lunghezza abbondante su Universo Jet. Really DL in testa, va ancora facile su Universo Jet che è in seconda posizione, ha superato Velox Mail, retta d'arrivo, Really DL si presenta con 2 di margine. Universo Jet in seconda posizione, non può però nulla contro Really DL che accelera ancora e viene a concludere netto vincitore. Really DL, secondo posto per Universo Jet, al terzo finisce all'interno Antonio Boccino. 1,16 netto per Really DL, Filippo Monti che raddoppia subito il successo ottenuto con Valerias, questa volta con Really DL. Per conto di Riccardo Pezzatini viene a vincere con un sicuro percorso d'avanguardia. Really DL, Filippo Monti, assegno nella quinta corsa Arcoveggio.